Salutiamo amici di Talker-Tic, come andiamo? Io tutto a posto, spero bene pure voi. Stamattina siamo qua per parlare di siciliano e nello specifico di vecchi detti, presi direttamente dalla tradizione siciliana. Quindi mettitevi comodi, belli stinnicchiati, che fra poco si comincia. E allora, per qualcuno che pensa che questo non è un vero corso rivero siciliano, non ci scassate a me. Bah, che stavo dicendo. Dai, basta così. Amoninni, pattiamo. A meglio parola è chidda che non si dice. La migliore parola è quella che non si dice. Spiegazione. A volte il silenzio vale più di 1000 parole, specialmente per evitare litigi o discussioni inutili, e specialmente cu cristiani che non vale la pena parlare. Cuave lingua passa mare e monti. Chi ha lingua passa mare e monti. Spiegazione. Con la parola giusta si può superare ogni ostacolo, quindi parra poco, ma parra buono, capisci? Andiamo avanti. Cu travaglia, mangia. Con un travaglia, talia e non mangia. Chi lavora, mangia. Chi non lavora, guarda e non mangia. Spiegazione. Questo è un detto fondamentale della cultura siciliana, un invito a rimboccarsi le maniche. Se non ti impegni, non otterrai nulla. Quindi, susiti e cammina, Lazzaruni, che non sia altro. Amici miei, fermatevi un attimo, osserviamo quest'altro, che sta dividendo qualcosa e non capisco che cosa. Cus parti ave la meglio parte, chi divide ha la parte migliore. Spiegazione. Questo proverbio siciliano sottolinea un aspetto interessante della natura umana e della condivisione. Implica che avere il ruolo di distributore o mediatore può portare a benefici, anche solo in termini di prestigio o influenza. A me mi sta parendo che si fottero tutti cose e sogno senza niente nei mano. Bastanti! Amico mio, ascolta bene questa che mi pare che non ci sente buono. A fortuna passa nei 4 cantoneri. La fortuna passa da 4 angoli. Spiegazione. La fortuna può arrivare inaspettata, ma bisogna essere pronti a coglierla, ovunque si trovi. Non c'è un solo modo per avere fortuna. Ancora cuccato sì, ma susiti, che sta passando e manco te ne accorgi. L'occhio do padrone ingrassa o cavallo. L'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Spiegazione. Un detto che sottolinea l'importanza di seguire da vicino il proprio lavoro o le proprie cose. La supervisione diretta porta sempre a risultati migliori. E tu che avevi comprato gli occhiali perché non capivi il significato? Cumbri, understand? Forza che mi viene fame con tutto sto parlare. Parra e ancora c'è qualcuno che non capisce. Minchia, di geometria ora si parla. E che sì, ma scuola. Chi nasce tonno non può morire quadrato. Chi nasce rotondo non può morire quadrato. Spiegazione. Un detto che sottolinea l'impossibilità di cambiare radicalmente la propria natura o il proprio carattere. Le persone nel profondo restano sempre le stesse. Ed io gliel'ho detto sempre a tua madre, chistu acitue. Amici di Talker-Tic, per questa puntata siamo giunti al termine. Spero sia stata di vostro gradimento. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale. Per noi è un gesto semplice e gratuito, ma per noi di Talker-Tic è fondamentale. Ci aiuterà a crescere e migliorarci, per offrirvi sempre contenuti di maggiore qualità e nuove puntate interessanti. Grazie di cuore.